Seconda corsa del convegno all'Ippodromo Arcoveggio, il premio Tarda Jet, moneta di 6.050 euro, corsa riservata a cavalli europei di 3 anni, non vincitori di 1.500 euro in carriera. La distanza è quella dei 1.660 metri, leggiamo il campo dei partenti, mentre i cavalli si stanno raggruppando dietro l'autostart che ora li chiama ad avvicinarsi. Al numero 1 in prima fila Indiana e K con De Filippis, 2 Imero P con Di Nardo, 3 Icona con Virzì, 4 Italy Cash con Garruto, 5 Isarco Black con Minnucci, col 6 Itacassat con Cheli. In seconda fila abbiamo Idromica Cab con Valentino, poi Idolo Benal con Miraglia, Infinity Bar con Luogo, Illuminata con Gambino e Ispanico Font con Roberto Vecchione. Al momento il cavallo più appoggiato è sicuramente quest'ultimo, è Ispanico Font, e seguono Immero P e poi Infinity Bar, oppure il contrario, comunque più o meno sono i controfavoriti. La macchina sta incominciando ad accelerare. L'allineamento sembra abbastanza buono, essendo questi cavalli anche un po' che esperienza. Sbaglia il numero 5 Isarco Black subito, partono molto veloci Itacassat e anche con il numero 4 Italy Cash. Numero E 2 quando siamo P squalificato. all'ingresso della curva sembra rimanere davanti Italy Cash, che però è un Numero po' storto, 10 quindi va tenuto Illuminata dritto da Garruto, quindi perde un po' di squalificato. velocità. Alla sua destra invece perde un po' l'andatura anche Itacassat. Comunque le posizioni si consolidano con il numero 1 4 Indiana Italy K Cash davanti a squalificato. Itacassat, primo paletto 200 metri in 15,1, e poi abbiamo Francesco Virzì che segue un po' a distanza con la sua Icona. Viene fortissimo dalle retrovie il favorito Ispanico Font e a 400 metri è già sui primi, e credo che abbia assolutamente intenzione di sfilare davanti a tutti, cosa che succede 400 metri in 31. Ispanico Font a metà della seconda curva mette ulteriore pressione a Italy Cash, che cede la prima posizione, quindi davanti in questo momento. Dopo 600 metri abbiamo Ispanico Font, 600 metri in 46,7, e Roberto Vecchione già prende una lunghezza di vantaggio, anche se adesso cerca di moderare gli ardori Numero del 9 proprio allievo. Infinity Bar Roberto Vecchione davanti al numero squalificato. 4 Italy Cash, poi abbiamo adesso che prova ad andare a destra Itacassat prova a riavvicinarsi a quello che è il nuovo leader della corsa, segue sempre in quarta posizione Icona con Virzì. Tutti gli altri sono fuori corsa, sta provando a recuperare qualcosa Infinity Bar e adesso sembra raggiungere la quarta posizione. Siamo a 500 metri dall'arrivo e Ispanico Font non sembra avere difficoltà. La progressione all'esterno di Itacassat non sembra essere particolarmente decisiva. Numero 5 Isarco Black La retta delle scuderie si compie in squalificato. 15 e Ispanico Font se ne va, prende 2-3 lunghezze di vantaggio, prova a recuperare la seconda posizione di Itacassat, si crea un piccolo gruppettino con 3 cavalli dietro quello che è il leader della corsa, che completa la curva e la completa in 16, quindi con una certa tranquillità Roberto Vecchione tiene concentrato il suo allievo, che vede avvicinarsi il palo, quindi Ispanico Font precede Itacassat che prova a difendersi da Icona. Al quarto posto abbiamo Italy Cash, Icona fin sul palo ci prova, ma si difende ancora Itacassat, che quindi prende la seconda moneta di questa corsa, quindi vince Ispanico Font. Roberto Vecchione per Gran Müller, quindi una vittoria che sa un po' di tedesco, quindi figlio di Spartan Kronos e Transamerica S, si aggiudica questa corsa. Al secondo posto abbiamo il numero 6 Itacassat, al terzo posto il numero 3 Icona.